Fiume lento, un viaggio lungo il Po di Alessandro Sanna, edito da Rizzoli, è un libro che abbiamo inserito all'interno della bibliografia della maratona di lettura Il Veneto Legge dedicata al viaggio quest'anno. È un libro da guardare, è un libro silenzioso, un silent book, e le uniche parole che adesso vi leggo stanno all'inizio del libro e sono di Ermanno Olmi. Non bisogna spandere indifferentemente parole su un foglio bianco quando non ce n'è bisogno. Proprio come in questo caso, quando le parole sono altre, fatte di differenti segni, dove la parola scritta è del tutto estranea a una narrazione fatta di sole immagini. E sicuramente in quelle raffigurazioni narranti di uomini e paesaggi, di giorni assolati, di burrasche, di alluvioni e di gelo, ciascuno potrà avvertire nel silenzio intimo della contemplazione l'insorgere di suoni immaginati, evocazioni di melodie, voci della natura, richiami di creature in amore nel segreto del bosco, e il soffio del vento, che tutto converge nelle sue gore in un impalpabile concerto di armonia. Buona visione.